Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Arrestato il nuovo reggente di Cosa Nostra Catania e i suoi luogotenenti. A designarlo dal carcere il boss ergastolano Mario Ercolano. Il blitz della polizia ha decapitato Cosa Nostra e Ternea. Messina Denaro, altre 6 persone finiscono nel registro degli indagati, accusati di aver favorito la latitanza del boss. Alcune di queste sono i proprietari di garage e appartamenti utilizzati dall'ex capo mafia e dalle sue amanti. Giallo a Fondachello nel Catanese, in un residence ritrovata impiccata una donna. Per ora è interrogato il marito. La magistratura ha disposto l'autopsia. Sciacca, 6 indagati per il crack del complesso turistico Torre Macauda, confiscati beni per 30 milioni. La crisi idrica in Sicilia è un'emergenza nazionale, lo sottolinea il vice premier Salvini durante il question time alla Camera. Anche il New York Times racconta la crisi nei campi e quella del turismo a causa della siccità. Continua lo spazzamento e la raccolta della cenere a Catania. Gema e Comune chiedono la collaborazione dei cittadini, ma c'è sempre da fare i conti con l'Etna, ieri tornato in eruzione. E poi il calciomercato, anche Blin e Pierozzi con il Palermo in ritiro a Manchester. A Catania è scattata la campagna abbonamenti. Bentrovati, arrestato il nuovo reggente di Cosa Nostra Catania e i suoi luogotenenti. Dal carcere il boss ergastolano Mario Ercolano continuava ad impartire ordini e a indicare i nuovi capi dei clan Santa Paola Ercolano. Il servizio di Adelaide Barbagallo. Azzerati i vertici delle famiglie mafiose Santa Paola Ercolano, il nuovo reggente Francesco Russo, 51 anni, imprenditore edile, un boss riservato il cui nome non doveva mai essere pronunciato dagli affiliati. Preferiva restare sotto traccia in quell'ombra che ha dato il nome dell'operazione antimafia della polizia a Catania. A designarlo e decidere i nuovi assetti apicali il boss ergastolano Mario Ercolano che, emerge dall'inchiesta della DDA di Catania, dal carcere di Teramo impartiva ordini. Le indagini del servizio centrale operativo e della squadra mobile confermano la pericolosità dei Santa Paola Ercolano e come le stesse siano espressione di un unicum criminale. 23 gli arresti, 18 in carcere, 5 ai domiciliari, obbligo di dimora per altri 2 indagati. Tra gli arrestati Salvatore Mirabella e Cristian Paternò, luogotenenti di Russo. Si è toccato, come dire, il cuore dell'organizzazione mafiosa Santa Paola Ercolano e quindi il risultato è assolutamente di grande importanza. I 2 assi portanti degli Ercolano non erano mai venuti meno, da una parte il gruppo della stazione, dall'altro quello di Cibali, guidati da Carmelo Strano e Carmelo Fazio. Una mafia violenta i cui nuovi vertici erano sempre più pronti all'uso delle armi. Lo stesso Russo, uscendo la sua riservatezza, ha gabbizzato un uomo per avergli mancato di rispetto. Ricorrevano e avevano la violenza, anche armata, come strumento di riaffermazione del potere mafioso della famiglia Santa Paola Ercolano sul territorio. Le accuse a vario titolo sono estorsioni, usura, traffico di stupefacenti, porto e detenzione illecita di armi. Alcune sono state sequestrate. Si allunga la lista degli indagati che avrebbero favorito la lunga latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Dopo la scoperta dell'ennesimo covo a Mazara del Vallo finiscono iscritte nel registro degli indagati altre 6 persone. Alcune di queste sono i proprietari di garage e appartamenti utilizzati dal boss e dalle sue amanti. Laura Spanò. Altre 6 persone finiscono iscritte nel registro degli indagati nell'ultima tranche dell'inchiesta sulla latitanza di Matteo Messina Denaro avviata dopo la scoperta del condominio nel centro di Mazara del Vallo, frequentato fino all'ottobre del 2022 dal capomafia e dalla sua amante Lorena Lancieri. A finire nel registro degli indagati per primi sono stati i 2 fratelli proprietari dei 2 locali scoperti da polizia e carabinieri. Si tratta di Sabrina e Giuseppe Caradonna. A casa di Sabrina Caradonna è stata inoltre trovata una pistola di proprietà del marito,
Agrigento Giuseppe Di Giorgi, fermato già la scorsa settimana per favoreggiamento aggravato, procurato in osservanza della pena e detenzione illegale di arma. La pistola aveva la matricola contraffatta che corrisponde all'arma di un carabiniere dell'Adia di Trapani che è stato già interrogato nei giorni scorsi. Il fermo di Di Giorgi è stato nel frattempo convalidato. La presenza del boss nel condominio di via Castelvetrano a Mazara è stata accertata da polizia e carabinieri nel corso delle complicate verifiche effettuate dopo la sua cattura a Palermo, confrontando anche gli spostamenti dell'auto nella disponibilità di Messina Denaro, analizzando i suoi tabulati telefonici e le immagini della videosorveglianza nell'ambito di altra indagine effettuata dalla polizia sempre legata alla cattura del boss. 2 delle chiavi sequestrate a Messina Denaro e alla Lancieri aprivano il cancello del condominio, altre 2 trovate alla sorella Rosalia Messina Denaro e all'operaio Andrea Bonafede aprivano invece 2 box. In uno dei garage, tra loro collegati, c'era un materasso, nell'altro era stato ricavato un appartamento che, secondo gli investigatori, sarebbe stato un covo di fortuna usato all'occorrenza da Messina Denaro. Nello stesso condominio poi un appartamento sarebbe stato frequentato invece dalla maestra Laura Bonafede, l'altra donna sentimentalmente legata al boss in atto detenuta, che avrebbe fornito l'indirizzo dell'immobile in alcune pratiche della scuola. I proprietari della casa sono tra gli indagati. E torniamo a parlare della strage di Altavilla. La procura di Termini Imerese ha chiesto la perizia psichiatrica per valutare se Giovanni Barreca, accusato insieme alla figlia e a Sabrina Fina e Massimo Carandente di aver ucciso la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuel durante un rito di liberazione dal demonio, al momento degli omicidi era capace di intendere e di volere. Ed è un giallo il ritrovamento di una donna impiccata in una casa di villeggiatura a Fondachello, nel Catanese. Sarà l'autopsia a dare le prime risposte. Il servizio di Emanuela Corsi. È un giallo la morte di una donna di 30 anni trovata impiccata ieri mattina nel bagno di una casa di villeggiatura preso in affitto con il marito e i 2 figli. Siamo a Fondachello, frazione marinara di Mascali. La coppia, residente a Catania, aveva preso in affitto questo appartamento all'interno di un residence sul lungomare per trascorrere 10 giorni di vacanza. Era stato il compagno a chiamare la proprietaria dell'immobile una settimana prima per chiedere la disponibilità della casa. Quando è che avrebbero dovuto lasciarla? Venerdì. Ma era la prima volta che venivano in questo appartamento? Oppure... Sì. Quindi lei non li conosceva? Completamente. Qui a Fondachello nessuno conosce questa coppia e i pochi vicini non vogliono parlare. Secondo una prima ricostruzione, la sera precedente alla morte, la donna avrebbe avuto una lite con il compagno che poi si è allontanato dall'abitazione lasciandola sola. Il ritrovamento sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Non è ancora chiaro chi abbia dato l'allarme e con chi erano i bambini. Io ho visto urla di persone che piangevano perché hanno visto questa cosa che è capitata praticamente. Erano 2 uomini? Sì, di mattina sì. Più o meno che ora era? Messo mezzogiorno, quando me ne sono accorto io. Quindi qualcuno, in questo caso il marito, ha trovato la moglie e è sceso giù. Presumibilmente non so se sia il marito perché era un uomo più grande e un ragazzo. Sul corpo della donna sarebbero presenti vari ecchimosi incompatibili con la presunta impiccagione. La procura etnea ha disposto l'autopsia sul corpo della trentenne che chiarirà le cause della morte. Il compagno della donna, che l'ha vista per ultimo, è stato sentito per diverse ore dai carabinieri in caserma come persona informata sui fatti. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista. Catania, prima picchia la moglie in presenza dei figli minorenni, poi la minaccia di morte. Ti uccido a colpi di pistola. Protagonista dell'aggressione, un uomo di 36 anni che è stato arrestato e posto ai domiciliari da agenti della Volante della Questura di Catania. La polizia era intervenuta dopo la richiesta di aiuto della donna al 112. La donna è stata soccorsa e medicata. La vittima ha riferito che il marito diventa particolarmente irascibile quando fa uso di sostanze stupefacenti. E cambiamo argomento, un vorticoso giro di denaro dietro il crack del complesso turistico Torre Macauda a Sciacca per accaparrarsi milioni di euro e sottrarli al fallimento. Sono 6 gli indagati, beni sequestrati per 30 milioni. Maglio viola.
Uno schema ben organizzato dietro il crack milionario di Torre Macauda, noto complesso turistico alberghiero dell'Agrigentino, passato di mano 3 volte negli ultimi anni e in un caso rilevato sempre dalle medesime persone dopo un'asta giudiziaria. Lo hanno scoperto i finanzieri del Gico di Palermo insieme a quelli di Sciacca, che hanno sequestrato l'intera struttura e altri beni per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro e notificato 6 ordinanze interdittive ad altrettante persone. 5 sono imprenditori e consulenti accusati a vero titolo di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione e tentata truffa aggravata per l'ottenimento di fondi pubblici. Una sesta è un avvocato sospeso dall'attività legale. Dietro al crack non ci sarebbero soltanto la distrazione dei fondi, ma anche la corruzione di un pubblico ufficiale e l'uso di finanziamenti per il turismo. Le indagini avrebbero accertato operazioni finanziarie finalizzate al riciclaggio con la complicità di una grande banca nazionale che avrebbe acquisito per soli 4 milioni un credito di 28 milioni, poi avrebbe attestato falsamente il pagamento da parte degli imprenditori delle somme necessarie per partecipare a un'asta che avrebbe consentito di riacquistare per 8 milioni la struttura che ne vale 30. Infine, svelato un tentativo di truffa ai danni dello Stato finalizzato a ottenere un finanziamento pubblico destinato allo sviluppo delle attività ricettive turistiche da 1.800.000 euro e un episodio di corruzione nei confronti di un pubblico ufficiale, il quale, in cambio dell'assunzione del figlio, avrebbe favorito un imprenditore nei lavori di rifacimento e messa in sicurezza di un costone roccioso franato nel complesso turistico alberghiero. La crisi idrica in Sicilia è un'emergenza nazionale, a dirlo è il vice premier Salvini durante il question time alla Camera. Intanto nell'isola si studiano le possibili strade per mitigare la crisi. Francesco Triolo. Dalle falde del Bufardo più acqua per le case dei siciliani e quanto potrebbe decidere a breve la cabina di regia regionale per l'emergenza idrica dopo la riunione che si è tenuta in prefettura a Messina a seguito del sopralluogo della scorsa settimana, che ha evidenziato proprio la possibilità di distribuire più acqua d'uso idropotabile per i comuni di Messina, Mascari, Fiumefreddo e Calatabbiano, a danno di quella da destinare alle irrigazioni con indennizzi per gli agricoltori, che però sono sul piede di guerra ed annunciano una manifestazione di protesta per sabato mattina a Fiumefreddo. Il tema siccità in Sicilia è diventato oggetto anche del question time alla Camera, con la risposta del ministro Salvini. La situazione che riguarda la Sicilia rappresenta un'emergenza nazionale per la quale stiamo mettendo in campo ogni azione utile a superare criticità emerse ed evidenti, ahimè, da anni. Ricordo gli ultimi interventi. Il Consiglio dei Ministri il 6 maggio scorso ha deliberato per la durata di 12 mesi la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, stanziando per i primi urgenti interventi 20 milioni di euro. Il successivo 7 giugno è stato approvato il piano degli interventi e delle misure più urgenti redatto dal Presidente della Regione, che prevede 52 interventi infrastrutturali per nuovi pozzi e 86 interventi per la manutenzione e l'acquisizione di autobotti. A Messina intanto ha avviato un piano straordinario di rifornimento con le autobotti, 10 in servizio H24 per rifornire le zone dove non arriva l'acqua, situazione complicata ad Agrigento dove l'acqua manca da 15 giorni. Una lettera appello sottoscritta da 1400 agrigentini è stata inviata al Presidente della Repubblica Mattarella. Il sindaco Miccichè ha vietato il consumo di acqua potabile per il lavaggio di marciapiede e piazzali, auto e per innaffiare orti e giardini, oltre che per alimentare fontane ornamentali, vasche e piscine. Dopo la CNN, anche il New York Times scrive della grave emergenza idrica in Sicilia e racconta la crisi nei campi e quella del turismo. Dura la reazione degli operatori del settore, secondo i quali fa più danno la stampa che la siccità stessa. Il servizio di Maglio Viola. Non solo disagi. La grande sete in Sicilia rischia di far danni anche al turismo e di mettere in cattiva luce l'isola nel mondo. L'emergenza approda sul quotidiano americano New York Times, che racconta la crisi con un titolo alquanto pesante. Dopo aver perso i raccolti, l'isola teme di perdere anche i turisti, scrive il giornale. Il quotidiano americano ha anche ascoltato il dirigente generale della Protezione Civile siciliana. Siamo costretti a sacrificare i danni all'agricoltura, ha detto Salvo Cocina, ma dobbiamo cercare di non far danni anche al
al turismo perché si peggiorerebbero ulteriormente le cose. Ma se il ministro Santanchè su X, l'assessore Amata in varie interviste locali negano che il problema siccità abbia ricadute sul turismo, gli operatori sono di opinione inversa. Alcuni piccoli bed and breakfast hanno dovuto ritirare stanze dal mercato oppure indirizzare i clienti ad altri hotel, ha detto al Times Francesco Picarella, che è responsabile di Federal Belchi ad Agrigento. A suo avviso però hanno creato più danni gli articoli di giornali che hanno parlato di turisti in fuga a causa dell'assenza di acqua che non la siccità in se stessa. Le prenotazioni sono calate significativamente dopo la pubblicazione di queste notizie, ha detto, provocando un intervento della regione siciliana per salvare la stagione turistica. Ma adesso l'articolo del New York Times potrebbe fare ulteriore danno in questo senso. Nessuno nega il dramma della siccità in Sicilia, ma inaridire anche il turismo quasi colpevolizzandolo, come fa il New York Times, aggiunge danno al danno per la Sicilia, commenta sempre su X la ministra del turismo Daniela Santanchè. Continua lo spazzamento e la raccolta della cenere a Catania. Gema e Comune chiedono la collaborazione dei cittadini di non parcheggiare nelle zone oggetto di intervento. Ma c'è sempre da fare i conti con l'Etna, ieri tornato in eruzione. Orazio Longo. È un po' come la tela di Penelope che di giorno cuciva e la sera disfaceva. Qui al contrario la notte si raccoglie e il giorno ritorna a piovere. Cenere. Di questo stiamo parlando, della cenere dell'Etna che è tornata a cadere copiosa ieri su Catania. E questo cambia tutto, i tempi, le previsioni, l'idea iniziale, dicono dal comune, era di concludere entro la prima decade di agosto lo spazzamento delle strade, ma questo al netto di ulteriori eruzioni. E al netto che ci sia la collaborazione di tutti, la chiede il sindaco, la chiede la Gema impegnata nelle operazioni di spazzamento. La collaborazione che stiamo registrando è davvero molto bassa e quindi una delle difficoltà principali è quella della quantità di autovetture da rimuovere in quelle strade interessate dai divieti di sosta. D'altro canto c'è chi lamenta di avere fatto tutto secondo istruzioni, sgombrato strade e parcheggiato altrove, ma di non avere visto le macchine spazzatrici. Possibile che sia capitato soprattutto nei giorni scorsi nella fase iniziale, però il servizio è stato ridimensionato e naturalmente l'attività è molto complessa, le spazzatrici con queste quantità di cenere si riempiono velocemente, è difficile stimare le ore necessarie per ripulire completamente marciapiedi e sede stradale. 1700 le tonnellate di cenere raccolte per ora su circa 4000, tanta ancora ne rimane come si vede dalle immagini, qui siamo alla circonvallazione. Il sindaco trentino ha disposto per 48 ore in tutte le strade il divieto di circolazione di mezzi a due ruote, ma evidentemente non tutti l'hanno recepito, monopattini e velocità massima a 30 km l'ora. Nella notte tra mercoledì e giovedì previsto lo spazzamento nel quartiere di Picanello. Un turno eccezionale, spiegano, dovrà invece essere organizzato per la zona industriale colpita massicciamente dall'ultima pioggia nera. La Sicilia continua a essere terra di incendi, lo conferma anche il rapporto di Fenice Verde, un'associazione ambientalista. Gli incendi dolosi superano il 78%. Marco Gullà. Era il 24 luglio dell'anno scorso e in Sicilia, in particolare nella zona occidentale, si susseguivano diversi roghi, tutti dolosi. 1 o 2 giorni di inferno con danni e vittime. A distanza di un anno, poco è cambiato. La nostra isola continua ad essere terra di incendi, come testimonia anche un report dell'associazione ambientalista Fenice Verde, che si basa sui dati del sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi. Ebbene, la Sicilia è colpita drammaticamente più di altre regioni d'Italia. Incendi che, secondo l'associazione, per il 78% hanno sempre origine dolosa. Un altro dato decisamente significativo è che a mezzanotte ci sono più incendi che nel pomeriggio. Il tutto perché di notte l'intervento scatta a rilento e i roghi possono propagarsi incontrollati fino all'alba. Un'isola sempre meno verde e che addirittura brucia più di tutto il sud della Spagna. Il confronto con le altre regioni è davvero impietoso. Dati scoraggianti, preoccupanti, il tutto ad un anno da quei tragici giorni in cui la Sicilia fu incendiata in diverse parti, soprattutto nel Palermitano, con le colline che bruciavano e 3 morti a causa delle fiamme. 30 milioni di fondi del PNRR saranno utilizzati per bonificare la discarica di Contrada Zuppa a Mazzara Sant'Andrea nel Messinese. È stato deciso nel corso di una riunione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Con Mare Vivo Sicilia andiamo alla scoperta dell'isola Ferdinandea, il piccolo vulcano sommerso tra Sciacca e Pantelleria. Sentiamo Davide Sardo. Eccola sul fondo del mare, l'isola Ferdinandea, un isolotto di origine vulcanica apparso per pochi mesi a largo di Sciacca e poi scomparso tra i flutti, tra la delusione di tanti, anche degli imperi che se la contendevano. Da quel lontano 1831, l'isola dei misteri e dai tanti nomi, oggi giace a circa 6 metri di profondità nel canale di Sicilia, formando il Banco Graham. Mare Vivo Sicilia è andato alla sua scoperta, filmando con un team di esperti i coralli e le sue creature marine che la abitano. L'obiettivo è documentare e diffondere la conoscenza di questo tesoro sommerso, il suo valore ambientale ricco di storia e biodiversità. Grazie a questa immersione, con queste riprese più che altro, ci consentirà di far visionare, far fare un'immersione subacquea virtuale soprattutto alle scolaresche, per parlare dell'isola Ferdinandea, del mare che c'è di fronte al nostro territorio. E ancora oggi vi è chi attende che spunti di nuovo dal mare. Da oggi e fino a domenica a Zafferana Etnea la 20ª edizione dell'Alcantara Fest, festival di folk e world music. Orazio Longo. Creare un legame tra la Sicilia e le tradizioni popolari del mondo partendo dal presupposto che la nostra isola è da sempre un melting pot, un'amalgama di stili, influenze e culture. È la mission dell'Alcantara Fest, il festival internazionale di folk e world music organizzato dall'associazione Darshan con la direzione artistica di Mario Gulisano. Festival giunto alla 20ª edizione in svolgimento in questi giorni a Pisano, frazione di Zafferana Etnea in provincia di Catania. Diamo spazio alla musica, ai laboratori, ai workshop, un'esperienza immersiva che coinvolge un pubblico stanziale di musicisti, di addetti ai lavori, di appassionati. Fino a domenica il sito sarà come un villaggio multiculturale alla presenza di artisti e pubblico proveniente da tante parti del mondo. All'evento speciale di anteprima un concerto tra Pizzica e Taranta. La 20ª edizione di Alcantara Fest è sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione. E adesso una pausa, tra poco la pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, siciliane al lavoro, in campo e sul mercato. Palermo in ritiro a Manchester con Blin e Pierozzi. A Catania oggi al via la campagna abbonamenti. In Messina arrivano i primi rinforzi. Marco Gullà. Ritiro fase 2, il Palermo è a Manchester dove affinerà la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali in programma ad agosto. In queste immagini vediamo i primi allenamenti del rosanero nel centro sportivo del Manchester City, una casa del calcio all'avanguardia. Mercato, Blin e Pierozzi sono rosanero, ma il DS De Santis lavora anche su altri tasselli per dare un volto nuovo anche al centrocampo. Cessioni, Damiani al Pescara e Fella alla Cavese, Bro, Devetac sono rimasti a Palermo e bisognerà trovargli presto una sistemazione. Del Ciaro e Graves invece andranno via solo davanti a un'offerta congrua. Catania al via la campagna abbonamenti, diritto di prelazione per gli abbonati della stagione precedente. Nel frattempo la squadra continua a sudare e a lavorare in quel di Assisi. Toscano alla sua squadra chiede coraggio e sacrificio. Il vicepresidente Grella è intanto stato nominato consigliere del direttivo della Lega Pro. Mercato, tutto è stand-by in entrata. Sul fronte cessioni, Welbeck potrebbe andare al Taranto o al Monopoli. Messina che chiude per 2 giovani centrocampisti, Pedicillo dallo Spezia e Anselmo dalla Vibonese.
Vibonese, ufficiale anche Ortisi, Trapani dopo Marino e Bifulco, preso anche il giovane attaccante Moie, a Quadro invece passa al Siracusa. E per questa edizione ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.